Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Va ora in onda Capitaneria di Porto, in vacanza con Radio Libertà. Al timone Antonino Danna. Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buonasera, siete sulle magiche onde di Radio Libertà, questa è Capitaneria di Porto, lo spin-off estivo di Zoom, che vi terrà compagnia in questi affollatissimi e assolatissimi pomeriggi di luglio e anche agosto, da oggi fino al 21 luglio e poi dal 4 al 20 agosto circa, sempre sulle magiche onde di Radio Libertà. Cominciamo subito la nostra trasmissione, vi ricordo, date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, andate su radiolibertà.net, cliccate su Sostienici e poi abbonati, troverete tutte le modalità per sentire questa radio un po' più vostra, dai semplici 8 euro mensili della Hall of Fame fino ai 40 euro mensili del livello creator, che vi permetteranno di essere coautori e co-conduttori di almeno una puntata del vostro show preferito con il vostro conduttore preferito. Ma qui con me c'è, diciamo così, visto che io sono al timone, diciamo che abbiamo il nostro Nostromo o Nocchiero, eccolo qui. Poi domani tornerà anche Pier Vittorio Scimia, lo raccoglieremo perché dovete sapere che in questi giorni lui sta concludendo una tournée con i California Dream Men, lui per arrotondare e mantenersi fa questo, l'abbiamo fatto un po' tutti da ragazzi, pare che piaccia alle ultra sessantenni, ma domani ci faremo raccontare la sua esperienza in America Latina. Detto ciò, però, abbiamo con noi il nostro Nostromo Matteo De Sio. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti. Se stai zitto però la radio muore. Giusto, ecco, giusto. Buon pomeriggio a tutti, Buon dici pomeriggio un a po'. tutti. E oggi, tra l'altro, finalmente abbiamo anche la sigla, quindi ci sentiamo anche importanti. Sì, perché l'anno scorso non l'avevamo e ogni volta Esatto. partiva quella di Zoom e dovevamo spiegare che era Capitaneria di Porto. Allora, la struttura di questo programma, intanto grazie al tuo tempo e grazie per essere qui con noi. La struttura del programma è un pochettino variata. Perché? Perché naturalmente noi, anziché avere la parte delle rubriche, diciamo che ce le facciamo in casa, nei nostri locali della Capitaneria, che da oggi apre appunto i suoi battenti. In particolare quest'anno abbiamo pensato, al di là di Aria Fritta Estate, abbiamo deciso di unificarla in fondo con questo programma, perché quest'anno noi faremo una linea diretta col 1973, con l'estate del 1973. Perché? Non è tanto il fatto dei 50 anni o dei secondi 25, se preferite, ma è il fatto che il 1973, l'estate del 73, fu l'ultima estate di quella che gli storici francesi chiamano i 30 gloriosi, cioè gli anni tra il 45, appunto, il 73-75, che furono gli anni in cui tutta l'Europa ebbe un'enorme crescita e un enorme benessere. Nell'estate del 1973 l'Italia era lì sull'orlo di precipitare ancora di più nel dramma e nel baratro degli anni 70, degli anni di piombo. Già era cominciato con gli attentati sui treni nell'estate del 69, poi Piazza Fontana, poi ancora l'anno dopo il golpe dell'Immacolata, quello dei forestali, su cui tanto si ironizza ma che tanto pagliacciata non era. Le bombe a Peteano, la morte del povero commissario Calabresi, insomma arriviamo all'anno 1973 e l'Italia ancora non sa che cosa sta per accadere nell'ottobre di quell'anno, la guerra del Kippur. Gli arabi scoprono per la prima volta che un barile di petrolio si può usare per fare politica e si può usare come un'arma. E infatti nell'ottobre del 1973 ci sarà lo shock petrolifero che porterà un'ondata di recessione economica che accompagnerà poi quasi tutto il decennio. Nel 79 ce ne sarà un altro. Quindi qui è l'ultima estate in cui davvero si balla spensierati, anche se c'è qualche problema all'orizzonte. Noi cominciamo. Vi ricordo, date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Se volete raccontarci la vostra estate del 1973,
346 642 7756 per le vostre zappe o vocali, oppure se volete 029294 7222 per le vostre telefonate. Ma prima di collegarci col 1973, perché scoprirete che è molto più vicino a noi di quanto voi stessi possiate pensare, infatti mi sono portato lo storico apposta per questo, voglio salutare Federico Borsari. Ciao Federico, con la tua voce impostata. Ciao Antonino, buon lavoro. Grazie, anche a te. Cominciamo subito la nostra trasmissione, facciamo un balzo nel 1963, perché è pomeriggio, sono le 4, fa caldo. E cosa c'è in spiaggia? C'è Gino Paoli vestito di tutto punto, come appare sulla copertina del disco, giacca e camicia, io sudo solo a guardarlo, sapore di sale. E andiamo. E con l'occasione trasmettiamo dal lido La Scogliera di Pizzo Calabro in provincia di Vibo Valentia, vicino al Residence Il Roseto, dietro al Nautico. No, scherzi a parte, siete sempre sulle magiche onde di Radio Libertà. Questa è sempre Capitaneria di Porto, Antonino Danna e Matteo Desio al microfono con voi. Matteo, allora, tu hai preparato le opere i giorni di stamattina, benissimo. Questo 10 di luglio, prima di addentrarci nel nostro
nostro viaggio nel 1973 in questa prima parte della trasmissione. Poi dopo alle 18.35, alle 16.35 avremo il faccia a faccia con il presidente di CNA Veneto Moreno De Col, che ci parlerà del problema del salario minimo nonché dell'ecologia nel mondo dell'edilizia, perché la CNA Veneto ha firmato un accordo per lo smaltimento dei rifiuti in PVC, ma ha anche molte cose da dire a proposito del salario minimo, che rischia di diventare il classico imbroglio all'italiana. E poi vi spiegherà perché. Un'ultima cosa, avremo poi alle 17.05 il faccia a faccia con Titti Preta. La conoscete, una scrittrice e una valentissima insegnante di lettere in quel del liceo classico Michele Morelli di Vibo Valencia, dove anche io sono stato sgrezzato dal 93 al 98, quindi io sono diventato un po' meno ignorante grazie alle amorevoli cure degli insegnanti di allora, e in particolare lei è una brava e appassionata dantista, perché se Giulio Cainarca vi offre ogni giorno alle 12 il podcast con i Promessi Sposi di Manzoni, noi non possiamo averla tutti i giorni, ma il mercoledì sarà il nostro Dantedì, e quindi il mercoledì la nostra professoressa ci porterà in giro per la Divina Commedia a conoscere Dante, ad ascoltare le sue meravigliose terzine, ad ascoltare le sue parole. Detto ciò, apriamo allora questa pagina, questa parte storica, mentre vi invito a ricordarvi questa estate del 1973, che cosa facevate a quel tempo, dove eravate, che cosa combinavate in quella estate assolata in cui 100 lire, 3 canzoni dal jukebox usciva la voce roca di Elton John che cantava Crocodile Rock, tormentone di quell'anno, oppure per chi, diciamo così, aveva voglia di tenerezza, Patti Bravo con Pazza Idea, che sarà tra l'altro la sigla finale di questa nostra prima puntata, o Le figlie del vento con Sugli Sugli, Bane Bane, tu mi scugli le banane. Lo ricorda il livornese che tornò da quel paese. Nessuno ha mai capito il senso di sta canzone, però quell'anno fu uno dei tormentoni estivi. Allora, mentre apriamo questa pagina, andiamo con le opere dei giorni. Che dici? Va benissimo. Di che cosa si tratta? Ci catapultiamo a 10 anni prima, nel 62, Sì? con il primo satellite commerciale, il Telstar. E allora, le opere e i giorni. Buongiorno dalle magiche onde di Radio Libertà. Oggi vorremmo parlarvi del satellite Telstar, che è stato il primo satellite commerciale a essere in orbita nello spazio. Ve ne vorremmo parlare anche perché vi è un po' d'Italia in questo lancio. L'azienda che ha deciso la costruzione di questo satellite è l'americana AT&T. Siamo durante la guerra fredda, negli anni 60, e ormai la guerra fredda si è infuocata con la corsa nello spazio. L'AT&T era una multinazionale molto importante dal punto di vista della telefonia e della televisione via cavo. Attuava una specie di monopolio in questo periodo storico. Grazie a questa compagnia sono fatti notevoli progressi sia nel campo della programmazione sia nel campo strettamente tecnico legato alla telefonia. Ad esempio, anche la cella fotovoltaica è stata studiata e implementata da AT&T. Fu quindi nel solco dell'innovazione che AT&T decise di collaborare con la NASA, con la Bell Telephone, con una azienda britannica, la GPO, e la National PTT, che era francese, al fine di lanciare il primo satellite commerciale utilissimo per la comunicazione fra continenti e per migliorare anche il segnale televisivo. Era importante, fra l'altro, per gli americani dimostrare di essere davanti nella corsa dello spazio, perché nel 1961 l'Unione Sovietica mandò nello spazio il primo uomo e furono i sovietici a mandare in orbita nel 1957 il primo satellite. Furono costruite stazioni in varie parti del mondo, sia negli Stati Uniti, sia in Francia, sia nella Germania dell'Ovest, sia in Regno Unito, sia in Canada e una anche in Italia.
La stazione italiana fu costruita vicino al lago di Fucino, in Abruzzo. La stazione italiana, tra l'altro, è un'eccellenza nel mondo perché è il più grande teleporto al mondo in abito civile. Il teleporto è una località dove vi sono trasmissioni e comunicazioni satellitari. Ufficialmente, tra l'altro, questo teleporto entrò in attività nel 62 con il lancio del primo satellite Telstar. Il lancio del primo satellite Telstar avvenne il 10 luglio 1962, dove fu mandato in orbita. Il suo servizio durò per un anno e finì nel febbraio del 1963, più precisamente il 21 febbraio. Fu lanciato dalla NASA e fu di un'importanza storica perché trasmise le prime immagini da una stazione all'altra, fra l'altro il giorno dopo il lancio, ovvero l'11 luglio. Il 23 luglio mandò il primo segnale televisivo. Le prime trasmissioni furono americane ed inglesi e le immagini iniziali furono sia della Statua della Libertà sia della Tour Eiffel. Nonostante ora non sia più in uso, è ancora in orbita sopra di noi, insieme al suo fratellino minore, ovvero Telstar 2. Come dimensioni non è più grande di un essere umano in altezza e ha un peso di circa 171 kg. E rieccoci, siete di nuovo sulle magiche onde di Radio Libertà. Questa è Capitaneria di Porto. Matteo De Sia, Antonino Danna al microfono con voi. Allora, Matteo, mi pare di capire dal nostro Le opere e i giorni di oggi che negli anni 60 i paesi che fecero la corsa allo spazio sostanzialmente sono stati 3. Uno era l'America, l'altro era l'Unione Sovietica e il terzo, incredibile ma vero, l'Italia. Esatto, cioè comunque abbiamo partecipato con un grande investimento come il centro di teleporto a Fucino ed è importante sottolineare che l'impresa italiana, quando non è ostacolata dal governo centrale o quando è supportata dal governo centrale nella giusta maniera, è in grado di competere con imprese che come ho potuto cercare fatturano centinaia di miliardi di dollari. Esatto. Questa era l'Italia che poi dal 65 con la base San Marco, che era questa ex piattaforma dell'Agip all'equatore, cominciò a lanciare i propri vettori spaziali e lanciò i primi satelliti made in Italy con il programma Santa Rita, se non sbaglio, correggimi se sbaglio, con 4 soldi messi in croce di bilancio da parte del governo, perché chiaramente non si poteva disturbare il gigante Stelle e Strisce né tantomeno quello Falce e Martello che erano impegnati nella corsa verso la Luna, però anche l'Italia ha saputo sviluppare un proprio autonomo programma spaziale. Può sembrare strano, ma l'Italia è stato anche questo e si è potuta permettere anche questo. Per questo io perdo lievemente la pazienza quando mi dicono ma l'Italia perché qui si mangia bene, abbiamo tutto il turismo. No, non c'è solo il turismo, c'è anche un'industria che trema la terra e fa paura per la capacità di essere all'avanguardia nelle cose. Allora, un'altra cosa che vorrei dire, il famoso Elea, che fu il primo grande mainframe realizzato nel mondo, che poi costrinse il governo italiano a fare pressione su Olivetti perché vendesse alla Texas Instruments, perché agli americani l'idea che ci fosse un paese come questo dotato di un'enorme capacità di calcolo per quei tempi era qualcosa che poteva creare dei problemi, atteso che avevamo il più grosso partito comunista d'Europa. Vi vorrei ricordare che al tempo dell'Elea il capo del Partito Comunista Italiano era il signor Togliatti, quindi non era propriamente, diciamo così, diciamo non plasmabile, non era personaggio tanto da compromessi con gli americani, a differenza di Berlinguer che addirittura arriverà a dire io preferisco trovarmi sotto l'ombrello della NATO e non sotto quello del patto di Varsavia. Berlinguer che nel 73 tentarono di ammazzare con un incidente stradale, tra parentesi, quando era in Romania. Vabbè, ma lasciamo stare ora questa cosa. Dunque,
Torniamo al nostro discorso sull'estate del 1973. Oggi è martedì 10 luglio del 1973 e adesso vi facciamo vedere quali sono i problemi dell'Italia, perché si sta facendo un nuovo governo. Mariano Rumor, questo politico vicentino della Democrazia Cristiana, sta preparando la lista dei ministri e poi sarà varata a parte quella con i sottosegretari. Dovranno andare ovviamente al Quirinale dal Presidente della Repubblica Giovanni Leone, che dovrà chiaramente nominare il Presidente del Consiglio dei Ministri. Tra l'altro Maurizio mi scrive: grazie Antonino, che bella Italia con problemi ma senza Europa ed euro. Tu nel 10 luglio del 1973 che facevi, Maurizio? Raccontacelo. E allora siamo andati a vedere, visto che vi vogliamo raccontare in parallelo quest'estate e quella di 50 anni fa, quali sono i problemi dell'Italia oggi, martedì appunto 10 di luglio del 73. Federico, c'è un'immagine che ti avevo girato, e la seconda pagina della Stampa di Torino. Allora, guardate qua, adesso Federico vi proietterà l'immagine, è pagina 2 della Stampa appunto del 10 luglio 1973, e il quotidiano torinese presenta tutta una serie di problemi che il nuovo governo Rumor dovrà affrontare e si spera risolvere in tempi molto rapidi. Sentite un po' qua che cosa c'è. Allora, Carlo Casalegno, pace all'anima sua, grandissimo, con la sua rubrica Il nostro Stato, le carceri dimenticate. Poi abbiamo giustizia, mancano 2000 cancellieri, è urgente trovarli entro settembre, altrimenti sarà la paralisi. Come vanno i processi oggi in Italia? Mi sa che su quello siamo rimasti proprio sulla stessa onda. Poi andiamo avanti. Inflazione. Beh, Questo giornale è del 73 o è di ora? esatto. Sembra... Inflazione, ripresa economica, c'è qualche speranza per la lira, la produzione è in aumento. Ecco la differenza. Ma Qua anche era quest'anno positivo. avremo il PIL positivo, ti vorrei ricordare. Sì, però almeno qui le notizie sembrano dare uno spiraglio positivo. Sì. Invece se uno mette l'ansa, diciamo che c'è il Banca Italia che dà stime sfavorevoli. Solo quella è la differenza. Ecco, la produzione è in aumento, sembra che si siano attenuate le spinte inflazionistiche. Attenzione, scuola, l'università in sfacelo, le altre leggi scottanti, Stato giuridico e riforma delle superiori. Aspetta che guardo meglio. Anno 107, numero 160, martedì 10 luglio del 73, sì. Andiamo avanti. Beni culturali, subito un censimento, ignoriamo quanti siano i capolavori, i compiti del neoministro, che non è San Giuliano, però come vedete i compiti, i problemi continuano a essere sempre quelli. A tuttora noi non sappiamo quanti e quali siano i nostri capolavori, molti sono consegnati per il momento all'eterno riposo dentro le segrete dei musei di questo paese, e però c'è tempo per fare polemica sull'ultima goliardata di Sgarbi. Detto ciò, poteva anche evitarsela, detto tra noi. Ecologia, studiare l'Italia. Ecco, in questo siamo diversi al 73 perché non ce ne frega assolutamente niente dell'Italia. La gente preferisce dire sono stata a Sharm, sono stato qua, sono stato là, poi ignora completamente la bellezza di questo paese, che non è necessariamente andare nei posti dove vanno tutti. Cioè non è che l'Italia è bella soltanto a Forte dei Marmi, a Tropea, a Caorle o dove preferite voi. L'Italia è tutta bella, per cui ogni tanto date uno sguardo a quell'Italia minore, quell'Italia delle strade blu, le strade statali, no? Le autostrade segnate in verde sulle mappe e le statali segnate in blu. Ecco, se viaggiate sull'Italia delle strade blu o fate una deviazione, molto spesso voi potete capitare in mezzo a panorami che nemmeno immaginate esistano. Devo dire la verità, io quando viaggio con la Vespa, non potendo viaggiare in autostrada ovviamente, approfitto delle strade blu proprio per questo, per poter attraversare il Monferrato e le Langhe. Certo, con me di sopra arranca a 30 all'ora nelle salite sulle colline, che ancora mi chiedo com'è che ce la faccia ad arrivare fino in cima,
Però uno arriva in un posto come Murazzano, sotto la torre che è dell'anno 1000, a parte il fresco che prendete alle 10 del mattino e va sicuro che si sta veramente in maniera paradisiaca, ma poi uno si porta la macchina fotografica, fa 4 foto, si compra un giornale, si riposa, legge, prende fresco, caffè, un gelatino, una cosa e dopo riparte e si fa il suo viaggetto. Non è che ci vuole assai per essere felici. E infine, signori e signori, la notizia di oggi, martedì 10 luglio del 73, tra i primi impegni del nuovo governo, sanità, mutue e ospedali nel marasma. Ora, mi dite che cosa è cambiato negli ultimi 50 anni? Qualcuno mi dica per favore che cosa è cambiato tra questa pagina 2 della Stampa di Torino di oggi 50 anni fa, martedì 10 di luglio del 1973, che cosa è cambiato tra questo e l'Italia di oggi? Vediamo un po'. Le mutue vabbè non ci sono più, però gli ospedali nel marasma direi che ci siamo. Tra l'altro ora avete visto lo sgambetto che hanno fatto a Calderoli, no? Hanno fatto la commissione e il gruppo di saggi per discutere il livello dei LEA e tutti gli esperti di centrosinistra se ne sono scappati, se ne sono andati, non hanno voluto dare la loro partecipazione. E vabbè. Comunque, ospedali nel marasma, vabbè, non è che ora siamo ai livelli del 1973, non c'è il colera, non ci sono questi problemi, però è altrettanto vero che in certe parti d'Italia gli ospedali sono messi un pochettino male. Vedevo ieri sera, per esempio, il servizio del TGR della Calabria, l'ospedale di Corigliano Rossano, una struttura costruita nel 68, mai finita, funziona solo il piano terra, il primo piano, credo, c'è l'hospice per i malati terminali, hanno ridotto da 10 posti letto a 5 posti letto per i malati oncologici. Ecco, questa cosa, io lo voglio dire, è incivile, è indegna, per carità cristiana. Governatore Occhiuto, faccia qualcosa per questa gente, perché hanno diritto ad avere un ospedale. Tutti, non soltanto i malati oncologici, tutti. Allora, andiamo avanti. L'università in sfacelo, vabbè, dell'università non ne parliamo, ma quello che abbiamo visto tra gente che fa ricorso, gente che spara alla prof e così via, mi pare che c'è da riformare le superiori e anche qui c'è da discutere di disciplina. Inflazione, più o meno siamo lì. Beni culturali l'abbiamo visto, giustizia non è che vanno alla grande, poi c'è la riforma della Rai TV, sentite qua, la riforma della Rai TV rappresenta con le sue implicazioni politiche uno dei nodi maggiori che il nuovo governo di centrosinistra si troverà a dover sciogliere. Il confronto delle rispettive posizioni svoltosi nei giorni scorsi tra democristiani, socialisti, repubblicani e socialdemocratici durante le trattative sul programma di governo non è stato sufficiente a spianare la strada. Dinanzi alle difficoltà di trovare un accordo preventivo, è stato però deciso di formare una commissione composta dai rappresentanti dei 4 partiti di centrosinistra. Come sempre in Italia, quando le cose vanno a donnine allegre, si fa una bella commissione e si insabbia tutto. Però, come vedete, c'è da riformare la Rai TV. Quando? Nel 73, mica saranno cose di ora, figuriamoci. Adesso pausa, dopodiché, bella gente, torniamo con un mega pezzone che abbiamo appositamente per voi dal nostro jukebox, Plastique Bertrand, Ça plane pour moi, 1977. A tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart. Ciao belli, sono Max Martinelli. Con la DJ Isabi vi aspetto per farvi fare tanti saltelli con la Exclusive Dance Chart, la classifica dance nazionale. Dalle 23 il sabato, se avete voglia di dance, vi aspetto con la Exclusive Dance Chart. Tanti saltelli con la B e il Martinelli. Exclusive Dance Chart. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
E rieccoci, siete di nuovo sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo è sempre Capitaneria di Porto, Antonino Danna e Matteo De Sio al microfono. Sono arrivate tra l'altro delle zappe sull'estate del 73, il nostro Maurizio al 346-642-7756. Da giovane laureato romagnolo lavoratore ero inviato a costituire cooperative a Gioia Tauro per gli aranci e poi Nocera Inferiore per il pomodoro. Sono sopravvissuto con tante esperienze in più. Metti la canzone di Celentano, prendo il giornale e leggo che Maurizio, questa la mettiamo domani, dai. E la mettiamo prima della rassegna stampa del 73 di domani, così vedrai che continueremo questo nostro viaggio in questa calda estate di quell'anno. Che notizie originali, tutto cambia perché nulla cambia. Esatto. E il vecchio Tomasi de Lampedusa la sapeva lunghissima. E la mafia mi sparò alla macchina, capito mi hai, maduro e giovane, altra storia. E vabbè, quando vorrai, se ti farà piacere, ce la racconterai. A proposito, pare che oggi, martedì 10 di luglio del 73, a Roma qualcuno abbia rapito Polghetti, per cui vediamo domani che cosa ci sarà sul giornale, che cosa ci sarà in, come si chiama, in Le Opere e i giorni, perché questa è una storia... che ancora oggi, diciamo così, turba i sogni di qualcuno. Va bene, allora, adesso è il momento del faccia a faccia. Ho messo Plastic Bertrand, mi scuso se non vi fosse piaciuta, perché ammetto che mentre andava mi sono scusato con Federico e con Matteo, ma lì per lì ieri sera mi sembrava buona, però no, è come quando lo ordini su Amazon e quando ti arriva a casa. Purtroppo quando la lanci in radio fa un altro effetto. Ma detto ciò, plastic, parliamo di un altro tipo di plastic, il PVC, che viene prodotto nell'industria dell'edilizia e che inquina. E allora la CNA Veneto, nella figura del suo presidente Moreno De Col, ha siglato in questi giorni un protocollo per lo smaltimento di questi rifiuti. Io ne ho parlato con lui questa mattina, ma abbiamo parlato anche del salario minimo e diciamo che il presidente De Col sull'argomento non è che sia proprio contento. State a sentire che cosa ci siamo detti e commentatelo al 346-642-7756. Vai Federico! E allora, questa sera inauguriamo il nostro ciclo di faccia a faccia qui a Capitaneria di Porto con un'intervista al presidente della CNA Veneto, Moreno De Col. Signor Presidente, intanto grazie, buonasera e bentornato tra noi. Sì, grazie a lei. Senta, io ho qui in mano un vostro comunicato di qualche giorno fa. Voi avete firmato un protocollo con PVC Forum Italia, dallo smaltimento responsabile al riciclo sostenibile. Il settore delle costruzioni produce da solo 66 milioni di tonnellate, pari al 45,1% dei rifiuti speciali. Sono fondamentali le azioni mirate alla sostenibilità. Inquina così tanto l'edilizia in questo paese? Diciamo che non è che si tratti veramente di inquinamento, perché una serie di materiali chiaramente possono essere tranquillamente riciclati, perché se parliamo di mattoni, di materiale di demolizione, sono tutti materiali comunque che di per sé non è che siano inquinanti, possono tranquillamente essere riutilizzati, rimessi in circolo per altre lavorazioni nell'ambito, ad esempio, dell'edilizia stessa o comunque di altre cose. Quindi diciamo, partiamo dal presupposto che una parte dei materiali sicuramente sono da trattare come rifiuti speciali, evidentemente, però molti di questi, parliamo del legno in quanto tale, ad esempio, non è un materiale inquinante di per sé stesso, si tratta di riutilizzarlo, rimetterlo in circolo, quindi puntare a quella famosa economia circolare tanto decantata e tanto comunque richiesta e tanto necessaria per la salvaguardia dell'ambiente. In questi termini si inserisce anche il protocollo che abbiamo firmato con PVC Forum Italia. Ecco appunto, e in che cosa consiste questo impegno che voi avete firmato? Per quanto tempo dura? Allora, facciamo una premessa intanto che mi pare opportuno fare. PVC Forum è l'associazione che riunisce sostanzialmente tutti gli attori che operano nel campo del PVC, polivinilcloruro, materiale plastico
detta in maniera un po' più volgare, che ha però caratteristiche ben precise. La mission che ha PVC Forum è quella di puntare ad una produzione del materiale in maniera più sostenibile, puntando molto anche al recupero e al riciclo del materiale che proviene da demolizione o da scarto. Ecco che questo PVC, che chiaramente è inserito anche nell'ambito delle costruzioni, parliamo quindi di tubazioni che servono per gli scarichi all'interno dei fabbricati, parliamo delle tapparelle delle case che spesso sono realizzate in PVC, parliamo di serramenti che per una parte possono essere utilizzati anche in PVC. Ecco, in caso di demolizione o di ristrutturazione, una parte di questo materiale viene rimosso dal fabbricato. Nel caso di demolizione complessiva chiaramente viene rimosso tutto il materiale della casa, ma parliamo anche di cose più piccole. Rifaccio un bagno di un fabbricato e ci sono i tubi vecchi che devono essere rimossi perché può succedere che il bagno venga posizionato in maniera diversa, gli scarichi devono essere rifatti e altro. Ecco che questi tubi, che normalmente sono in PVC, non tutti sono in PVC, però per la maggior parte sono in polivinil cloruro, attualmente vanno in discarica, non vengono riutilizzati. Il protocollo punta a far sì che questi materiali possano essere riutilizzati attraverso centri di recupero, che possono essere chiaramente previe lavorazioni e diventare nuovo materiale. Quello che succede è che per la carta, no? Ormai il recupero della carta la conosciamo tutti quanti e la carta stessa poi viene riciclata e diventa altra carta, cartoncino o altri materiali comunque riutilizzabili. Ecco, per il PVC il protocollo punta a questo tipo di risultato. È previsto che duri fino al luglio del 2026, si è andati in pratica 2024, 25, 26, 3 anni di sperimentazione, perché questo tipo di attività ha prima di tutto una fase pilota, una fase sperimentale, in quanto non è semplice chiaramente fare queste operazioni, perché nell'ambito di una demolizione bisogna comunque separare i materiali per categoria, per composizione, quindi ci vuole anche un aspetto di formazione negli operatori affinché sappiano riconoscere in maniera opportuna il materiale che va da una parte e quello che va dall'altra. E non è che sia così semplice e banale. Poi c'è il tema chiaramente del trasporto e del conferimento a centri di raccolta. Anche lì è tutto un sistema che dovrà comunque essere messo a punto. Infatti con PVC Forum si punta a realizzare alcuni interventi pilota, alcuni interventi diciamo di prova per vedere prima di tutto la quantità di materiale che è possibile recuperare, le complessità che possono comportare dal punto di vista dei trasporti, dal punto di vista della logistica, il conferimento, l'accumulo, il trasporto di questi materiali recuperati. Quindi diciamo, è una strada che si inizia a percorrere che ci auguriamo possa portare a risultati utili per il sistema nell'ottica sempre dell'economia circolare, del recupero, del riutilizzo dei materiali, evitando soprattutto la discarica da una parte e evitando anche le emissioni di CO2 per la produzione di nuovo materiale, perché chiaramente il recupero previ i vari passaggi torna a diventare granulato e poi il granulato immesso nel ciclo produttivo può produrre nuovo materiale simile a quello che quello originario sostanzialmente. Ecco. Non so se sono stato sufficientemente chiaro, ma in questa fase è una dichiarazione di intenti, sostanzialmente una prova che bisogna fare, un tentativo che si cerca di fare per migliorare questi aspetti anche nell'ambito del lavoro edile e delle produzioni edili, in buona sostanza. Certamente. Senta, Presidente, quando si discute di questi obblighi, diciamo così,
ecologici, c'è sempre l'imprenditore che salta su e dice sì, vabbè, ma tutta questa roba rallenta il lavoro e crea soltanto dei problemi anche di natura economica. Una volta si conferiva tutto in discarica e finiva lì. Che cosa c'è da rispondere a chi ragiona ancora in questi termini? Beh, chiaramente da parte degli operatori di tutta la filiera ci deve essere una consapevolezza, e l'affermazione serve anche per questo, ripeto, una consapevolezza dell'importanza della salvaguardia e della cura dell'ambiente, numero uno. Numero due, il conferimento in discarica ha comunque dei costi, perché non è che la discarica acquisisca il materiale gratuitamente, si paga un tot in maniera differenziata per il tipo di materiale, di solito in base al peso, e quindi c'è comunque un costo. L'obiettivo che ci diamo con questo protocollo è che la raccolta differenziata e il conferimento ai centri di recupero non venga a costare di più di quello che costa il conferimento in discarica, compresa anche la logistica del trasporto, dell'accumulo trasporto e quant'altro. In fin dei conti, già adesso, nel momento in cui uno fa una demolizione, deve separare i materiali, cioè non è che può portare in discarica la demolizione, i mattoni, i sassi che ci sono dentro, il cemento che c'è dentro, i tubi, il legno, in maniera indifferenziata. È comunque obbligatorio separare i vari materiali. Nel momento in cui io separo un tot di chili di materiale PVC, invece di portarlo in discarica e pagare quindi l'obolo per il conferimento in discarica, lo porto in un centro di raccolta, ed è lì l'aspetto logistico da organizzare, chiaramente attraverso piattaforme, è un sistema che dovrà, ripeto, con l'intervento pilota messo un po' a punto, lo stesso materiale lo conferisco in maniera diversa rispetto alla discarica. Non posso pretendere che questo materiale mi sia pagato, però non ho comunque il costo della discarica. Quindi alla fine, trattandosi comunque di quantità limitate, perché il PVC comunque è un materiale non pesante, e in una costruzione, parliamo dei cantieri tipici delle nostre imprese associate, che sono piccole imprese, non è che abbiamo tonnellate di materiale. È che se si comincia anche in maniera con interventi pilota, come si diceva prima, e la cosa poi prende piede, 1 chilo più 1 chilo più 1 chilo più 1 chilo, alla fine si ricicla una bella quantità di materiale e soprattutto si raggiungono gli obiettivi che PVC Forum si è data anche in ambito europeo con l'organizzazione europea del PVC, perché c'è chiaramente tutto un movimento in ambito continentale che punta come per altre materie, alla salvaguardia ambientale, parliamo di transizione quindi ecologica, economia circolare, recupero, tutte quelle cose delle quali abbiamo già parlato prima. Ecco, anche questo nostro intervento, che per adesso è un piccolo intervento, che però spero possa aver futuro, si inserisce in questo movimento, in questo ambito molto più ampio e molto più completo. Presidente, senta, per concludere la nostra conversazione, io la ringrazio già da ora della sua cortesia. Oggi è il 10 di luglio, fa un caldo che è meglio che non ne parliamo. Ad agosto, bene o male, l'Italia si ferma. A settembre che cosa vi aspettate come CNA? Quali sono le prossime sfide, i prossimi temi sul tavolo? Diciamo che le sfide in questo momento sono su diversi, cioè coinvolgono diversi aspetti. Uno sicuramente è l'inflazione. L'inflazione sta chiaramente portando all'aumento dei prezzi e soprattutto all'aumento del costo del denaro con l'aumento dei tassi di interesse, e questo chiaramente pesa per quelle imprese, quelle aziende che comunque hanno mutui in corso, che si trovano a pagare quindi quote molto maggiori. Ci auguriamo quindi che in generale questa inflazione possa essere raffreddata e che comunque di seguito anche il costo del denaro possa subire lo stesso raffreddamento. Questo è un aspetto, detta così in maniera molto semplice e sintetica. C'è un altro elemento
per il quale ancora non c'è stata soluzione da parte del governo, ed è quella relativa ai crediti incagliati del superbonus. Abbiamo ancora tante imprese in sofferenza dal punto di vista della liquidità, perché hanno i crediti maturati a seguito di interventi di superbonus con sconto in fattura, crediti che attualmente non sono acquisiti dalle banche e che vanno sul groppone delle imprese, creando scompensi dal punto di vista sicuramente della liquidità, e questo è un problema. E da febbraio, diciamo dal governo precedente, ma soprattutto da febbraio in avanti, quando questo governo ha bloccato al 100% la possibilità di fare sconto in fattura, cessione del credito, la soluzione al problema del caglio dei crediti non è ancora arrivata, ed è quindi un problema pesante. Altro elemento con il quale dovremmo confrontarci, chiaramente questo di carattere più generale, è comunque il problema relativo alla mancanza di manodopera, alla carenza di personale in tutti i settori. Il ragionamento chiaramente è molto ampio, perché coinvolge anche l'inverno demografico, come viene definito, cioè il fatto che ci sia la popolazione che non sta aumentando, i giovani che vengono inseriti nel nostro mondo sono comunque pochi, ed è un problema che tutte le aziende stanno affrontando. Ecco che la nostra associazione, anche a livello nazionale, insieme ad altre associazioni europee simili, sta presentando un progetto a livello europeo per fare formazione nei paesi extraeuropei, parliamo quindi di paesi del Mediterraneo, dell'Africa, affinché ci possa essere un'immigrazione che arriva ad integrare, diciamo, le carenze che noi abbiamo, previa formazione fatta sul posto. È un progetto molto ampio, molto interessante, che vede molte parti coinvolte, che è in fase di presentazione, in fase di programmazione. Mi auguro che anche questo possa portare a qualche risultato, perché altrimenti c'è un problema effettivo nelle nostre imprese, nelle nostre micro e piccole imprese artigiane. Insomma, diciamo che non sarà un autunno caldo, ma quantomeno si sta scaldando. Sì, i problemi chiaramente ci sono sempre, perché chi opera in proprio, fa attività imprenditoriale, chiaramente ha il rischio del mercato, i temi legati alla geopolitica internazionale. La guerra chiaramente ha inciso e sta incidendo parecchio anche sulle catene del valore, sulle esportazioni, quindi le tematiche sono molto ampie, che coinvolgono però non solo le grandi aziende, coinvolgono a cascata anche i piccoli, che spesso lavorano all'interno di filiere, all'interno di catene, e questo diventa un problema. Poi andiamo a perderci in questo momento sul tema del salario minimo, ad esempio, no? Che di fatto a noi interessa poco, cioè non diciamo che siamo contrari, però i contratti di lavoro che applichiamo noi nel nostro sistema sono tutti quanti ampiamente al di sopra dell'importo di 9 euro minimi proposti in quelle proposte di legge che stanno girando in questo momento. Il tema è molto complesso, perché bisognerebbe partire da una legge sulla rappresentanza, per far sì che i contratti firmati siano firmati da chi effettivamente ha rappresentanza di qualcuno. Questo attualmente non sta succedendo. Ci sono 1 migliaio di contratti di lavoro depositati al CNEL, e spesso sono contratti definiti pirata, perché non rappresentano nessuno e puntano al ribasso. La gran parte, oltre il 90-95% dei contratti di lavoro, sono siglati invece dalle associazioni sia sindacali che datoriali più rappresentative, e questi contratti tutti quanti sono ben al di sopra del limite previsto dalle proposte di legge che girano. È evidente che c'è una parte di lavoro che può essere definito lavoro povero, e quindi deve essere alzato di livello, ma non si può fare, secondo noi, con la contrattazione tra le parti. Contrattazione però che può aver senso nel momento in cui chi contratta è effettivamente rappresentativo, non è una bandierina che non rappresenta nessuno. A quel punto chiaramente la contrattazione tra le parti può determinare il giusto compenso, perché altrimenti può succedere, per assurdo, che stabilendo un minimo di legge di un certo importo,
un'impresa senza scrupoli vada ad applicare il minimo di legge tralasciando il contratto di lavoro che è previsto e con condizioni quindi che potrebbero diventare peggiorative per i dipendenti. È ben vero che all'interno della proposta questo aspetto è in qualche misura impedito perché si fa riferimento ai contratti, ma la cosa chiaramente poi si presta a tante interpretazioni e il furbo di turno trova sicuramente la possibilità di applicarlo. Poi c'è un ulteriore elemento legato a questo, ci tengo a dirlo, che i nostri contratti, soprattutto qui nel Veneto, prevedono la bilateralità con un welfare aggiuntivo per i dipendenti notevole, con tante risorse aggiuntive che vanno ad integrare il reddito con prestazioni aggiuntive per i figli che vanno a scuola, per i denti, prestazioni sanitarie integrative e altre che non sto qui ad elencare. Eliminando la contrattazione e parlando solo di salario minimo, invece c'è il rischio che tutta questa parte vada a morire e non sia sufficientemente sostenuta. Quindi il tema non è così semplice come sembra, ma è molto complesso. E noi, per quel che ci riguarda, proponiamo che sia valorizzata la contrattazione tra le parti, creando comunque le premesse per fare una legge sulla rappresentanza, di modo che chi tratta è effettivamente rappresentativo di qualcuno. Leggevo stamattina di contratti di lavoro depositati al CNEL che sono utilizzati da imprese per 2 dipendenti, cioè in Italia ci sono 2 dipendenti che utilizzano quel contratto. È chiaro che questo non ha senso di esistere una cosa del genere. Insomma. Quindi adesso non so se mi sono spiegato sufficientemente su questo argomento, ma è un tema. Il rischio di fregatura all'italiana è dietro l'angolo. Esatto, quindi io direi la contrattazione tra le parti, se ben fatta, è la soluzione migliore per dare un giusto reddito ai lavoratori, partendo dal presupposto comunque che c'è la necessità in Italia di alzare comunque il livello di stipendi, di salari, perché non hanno avuto quella crescita che soprattutto a seguito dell'inflazione sta aumentando il costo della vita. Quindi sicuramente è un aspetto questo che deve essere, che dovrà essere considerato e giustamente valutato. Dopo le dirò, noi come rappresentanti delle imprese, delle piccole e micro imprese, cerchiamo di fare il nostro possibile affinché le condizioni di lavoro, di attività dei nostri associati e delle micro e piccole imprese in genere possono essere le migliori possibili, cercando di affiancarli nella formazione, nell'innovazione. Abbiamo il tema della transizione ecologica, della quale parlavamo prima col PVC Forum, ma non solo, perché c'è poi tutto il tema della transizione digitale per le piccole imprese. Sono tutti elementi chiaramente che per i grandi, per chi è strutturato, sono di facile accesso. Per i piccoli, chiaramente, per le micro e piccole imprese, diventa più difficile affrontare queste innovazioni, diciamo, queste sfide epocali. Ecco che il ruolo dell'ente intermedio, dell'associazione di rappresentanza, può essere molto importante per un affiancamento, per una formazione, per una guida, per un'assistenza, perché anche i piccoli possano, diciamo, superare e vincere questa sfida dell'innovazione. E meglio non si poteva dire. Avremo modo di tornare su questo argomento allora. Grazie Presidente. Grazie a lei. Pensa a respirare. Ora abbandonati. Che cosa vedi? Luce, oscurità, l'equilibrio. È tanto più grande. È stato un risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. Da
Davide Volpin, un'ora in diretta nel passato per non dimenticare i grandi artisti e la loro grande musica, ogni sabato dalle 17 alle 18, spazio pomeriggio su Radio Libertà. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
E nei jukebox dell'estate 1973, Le figlie del vento con Sugli sugli, bane bane, tu mi scugli le banane, le miscugli in salsa verde, chi le mangia nulla perde. Con questo testo completamente non sequitur e nonsense, per certi versi in stile dei Monty Python, se vogliamo, divertivano, è vero, gli astanti. Qualcuno vi trovava dei commenti maliziosi, qualcuno semplicemente ci rideva sopra. Insomma, in quell'estate 100 lire, 3 canzoni, e c'era anche Sugli sugli bane bane. Siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Questa è Capitaneria di Porto. Antonino Danna, Matteo De Sio e Federico il Meneghino Volante, Federico Borsari al suo posto. Apriamo una bella pagina culturale, 346-642-7756 se volete dire la vostra, oppure 0292947222 se volete intervenire, perché adesso abbiamo una poesia. Oh! Se la poesia è balsamo, se la poesia è fuoco, allora essa è necessaria. Ma se arriva da Vito Coviello, a maggior ragione. Sentiamo che bella poesia ci recita stasera. Vai Federico. Piove di Vito Coviello. Dal cielo così lontano eppur così vicino, copiose cadono lacrime di angeli a bagnare la mia anima arsa dalla sete dei sentimenti tra il deserto della gente. La mia anima veramente è arsa dai 34 gradi 45 percepiti all'ombra che troviamo per le strade di Milano. Sento che sta squillando il telefono, può essere? Sentiamo un po'. Pronto, chi è là? Pronto? Sì? Buonasera, stasera non c'è la lettura dei Promessi Sposi? Veramente c'è l'orario estivo, signora, quindi la lettura dei Promessi Sposi non è più a quest'ora, ma è alle 12. Sempre lunedì? Tutti i giorni. Ah, tutti i giorni, alle Sì. 12, grazie. Prego, signora. Grazie. Bene, poteva chiederlo direttamente a te, Federico, a questo punto. Comunque, speriamo vi interessi in qualche modo quello che abbiamo fatto fino ad adesso, che diamine, se no veramente abbiamo bruciato corrente elettrica per niente. Matteo, insomma, te cosa mi dici? Ma che riguardando le notizie che abbiamo dato del 73, alla fine possiamo dire che già nel 73 erano già in atto quei meccanismi burocratici che assomigliano un po' a quelli psicologici, perché chi ha studiato psicologia lo sa che a un certo punto per ogni problema, per ogni dipendenza, per ogni comportamento magari depressivo, nel proprio cervello si instaurano una serie di meccanismi, una serie di comportamenti che si eseguono in maniera automatica, e quelli che abbiamo visto nel 73 e che vediamo adesso sono comportamenti burocratici depressivi, nel senso che sono sempre quelli che fa lo Stato in maniera meccanica, automatica, e non è detto che basti un governo solo per cambiare. Già, è proprio così. E sai, mentre tu dici questa cosa, non è detto che basti un governo solo per cambiare. Vedo l'ANSA che apre niente meno col collega Filippo Facci. Facci, io sono il pretesto per attaccare il governo, io sono il pretesto per cannoneggiare il governo. Lo dice Filippo Facci in un'intervista a Repubblica, nella quale sostiene anche di non essere rassegnato a perdere la conduzione della nuova striscia su Rai 2 dopo le polemiche per un suo articolo sulla denuncia per violenza sessuale nei confronti del figlio di Ignazio La Russa. Ecco, in una condizione normale, in un paese normale, uno scrive una frase che effettivamente può anche essere considerata, anzi è una cazzata, il senso dell'argomento comunque era quello, non stava travalicando, e il modo in cui l'ha detto che effettivamente è francamente discutibile. Ma detto ciò, ti scusi, voltiamo pagina, abbiamo altro da fare. Invece in questo paese t'arriva il PD con Sandro Ruotolo addosso, che viene e ti grida: ah, ma questa è la lotta al fascismo, la lotta al sessismo. Ma quale fascismo? Ma la vogliamo finire con sta storia del fascismo? Ma perché il sabato vi fanno mettere per caso la camicia nera e andate a saltare nel cerchio di fuoco? Vi fanno fare gli esercizi con, come si chiama? Con l'hula hoop 1, 2, 3, 4. I vostri figli fanno per caso i littoriali della cultura?
ma magari li facessero i littoriali della cultura, visto e considerato che Aldo Moro ha fatto i littoriali della cultura, Giorgio Napolitano ha fatto i littoriali della cultura, ed era un covo di antifascisti, tutto di intellettuali che erano tutti quanti antifascisti e misero al mondo, allevarono politicamente parlando delle menti abbastanza eccellenti, direi, che dopo la guerra poi hanno dimostrato di essere dalla parte della democrazia. Ora nessuno invoca il ritorno dei littoriali della cultura, sia chiaro, però è altrettanto vero che ai figli non fanno fare i littoriali della cultura. Poi che altro c'è? Per caso vi hanno imposto di usare il voi? Di dire qui si beve anziché bar? Tramezzino al posto di sandwich? Oh, l'unica cosa che è sopravvissuta di quella ridicola autarchia delle parole. Giuro, quando telefonano e dicono «Ah, ma noi parliamo in italiano, dobbiamo usare i termini italiani, perché ci sono troppe canzoni inglesi?» Giuro, io penso sempre a quel pagliaccio di Achille Starace, un pagliaccio, che mandava le veline alle case del fascio di tutta Italia, alle federazioni di tutta Italia, e gli scriveva che il saluto fascista, per essere tale, il saluto romano doveva misurare un'apertura del braccio di 170 gradi. Cioè a 169 a 169 puzzavi di comunismo, Esatto. a 171 era una presa per culo, quindi 170 gradi minimo. Cioè, ma stiamo scherzando? Basta con sta storia del fascismo. Facci ha scritto una cazzata, o meglio, il modo che lui ha usato è una cazzata, ed è volgare, ed è basso, quello che volete. Non lo condivido. Il senso era chiaro, il modo no, non era quello adatto. Chiede scusa, lui stesso ha detto che tornando indietro non lo scriverebbe di nuovo. Basta, finiamola qua. Ora dobbiamo avvitarci per una settimana con sta storia? Con dei pettegolezzi, tra l'altro. Si svilisce come sempre. Aggiungerei un'altra cosa. In questo paese, dallo scandalo Montesi in poi, per chi fosse, diciamo così, troppo giovane, per chi l'ha vista e per chi non c'era e per chi quel giorno lì inseguiva una sua chimera, lo scandalo Montesi è avvenuto 70 anni fa, nel 1953. Una bella mattina, a primavera di quell'anno, venne trovata una ragazza, si chiamava Vilma Montesi, sulla spiaggia di Capocotta. E, insomma, la trovarono annegata. Venne fatta l'autopsia, la tesi ufficiale è che lei abbia avuto un mancamento mentre faceva un pediluvio e quindi sarebbe affogata. Da questa cosa si innescarono, attraverso una serie di memoriali, rivelazioni, perché la stampa scandalistica mica c'è adesso. A quel tempo poi figuratevi, il genere dell'aula di tribunale tirava da morire. Venne fuori insomma che in questo casino, nella morte di sta ragazza, sarebbe morta in realtà in un festino a base di sesso e droga, in cui c'era anche Piero Piccioni. Piero Piccioni è un bravissimo musicista, il cui padre era un pezzo grosso della Democrazia Cristiana, che lavorava direttamente con De Gasperi e così via, e Piero Piccioni finì nel mezzo per poi uscirne completamente pulito e scagionato da tutte le accuse. Ma quel pretesto venne utilizzato per distruggere la carriera politica di suo padre. Così come negli anni 70 Mauro, Paolo e Giancarlo Leone sono stati usati all'interno di quel romanzo, di quel libello diffamatorio, perché tale è stato definito da un tribunale italiano, non dalla bocciofila, che è Giovanni Leone, la carriera di un presidente, di Camilla Cederna. Sono stati utilizzati anche loro per attaccare il presidente della Repubblica di allora e spingerlo poi alle dimissioni. E così ancora il figlio di Grillo, e così il figlio di La Russa. Insomma, i figli di... questa cosa di usare i figli. Qui la vicenda è abbastanza ingarbugliata, è abbastanza, francamente, particolare, per cui l'unica cosa che si dovrebbe fare è semplicemente lasciar lavorare i giudici, e basta. Voi state sentendo in giro qualcosa sul processo a Ciro Grillo? No. Ecco, non vogliamo sentire del figlio di Ignazio La Russa fino a quando non arriva una decisione di un magistrato, perché al momento questo è soltanto chiacchiericcio. E il chiacchiericcio è meglio che lo evitiamo in certe situazioni, specialmente quando c'è qualcuno
che può essere parte lesa oppure no. Siccome la faccenda è delicata e riguarda appunto una presunta violenza, una presunta, e questo lo devono accertare i magistrati, non la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Facebook. Questo è quanto. Allora, adesso parliamo di letteratura. Io ho il piacere di mandare in onda un'intervista con la professoressa Titti Preta, appunto, che ringrazio per la sua cortesia e per la sua disponibilità. Perché? Perché nel corso di Capitaneria di Porto al mercoledì avremo il Dante D e si parlerà della Divina Commedia. Beh, andiamo a rinfrescarci un po' la memoria sulla figura del Ghibellin fuggiasco, è vero, sul grande Durante Alighieri da Firenze, detto Dante. Andiamo, Federico, vai. Allora, questa sera Capitaneria di Porto, in questa nostra prima puntata, io ho il piacere di ritrovare la professoressa Titti Preta, che voi conoscete, è una scrittrice, oltre che essere una valente insegnante di lettere presso il Liceo Classico Michele Morelli, dove io stesso ho studiato, mi hanno sgrezzato questa testa quadrata che ho tra il 1993 e il 1998. La professoressa Preta è anche, oltre a essere appunto una scrittrice, una dantista. Voi dovete sapere che sulla sua pagina Facebook periodicamente pubblica delle pillole di Dante. E da mercoledì, nel corso di questa trasmissione, con la pausa che ci sarà poi tra il 24 luglio e il 4 agosto, perché passerò a sostituire Giulio Cainarca al mattino, quindi il programma sarà sospeso, poi riprenderemo il 4 agosto, la professoressa il mercoledì noi avremo il Dante D del mercoledì, in cui ci offrirà queste perle, perché quando si parla di Dante solo di perle si può parlare, tratte dall'opera del Sommo Poeta e segnatamente dalla Divina Commedia. Professoressa, intanto grazie del tuo tempo e grazie della disponibilità. Ma perché questa passione per Dante? Allora, innanzitutto saluto te, Antonino Danna, per la tua simpatia, alla maniera greca, la simpatria e vicinanza umana, oltre che comunione di intenti e ricordi di luoghi, perché la calabresità si sente anche in quel di Milano, e ti ringrazio per l'invito. Ringrazio anche chi ascolterà il nostro mercoledì letterario, il mercoledì di Dante, il mercoledì Dante D, come dire, facciamo delle crasi un po' astruse ma molto belle per omaggiare il sommo poeta, e speriamo che questo programma Capitaneria di Porto possa portar bene a Radio Libertà e al suo esimio conduttore. Detto questo, la passione di Dante nasce da molto lontano, nasce dai tempi appunto in cui ero scolaretta e mi appropinquavo a studiare il Liceo Classico Michele Morelli, mi avvicinavo un po' alla grande letteratura che poi ho coltivato nella vita, perché poi ho deciso anche di andare a studiare in quel di Firenze e di visitare i luoghi danteschi. Infatti amo spesso tornare per motivi miei di studio e di approfondimento dell'opera di Dante, che essendo la grande enciclopedia del Medioevo è un'opera profondissima, estesissima, un mare magnum da cui io attingo continuamente e serve a me come bussola della vita. Quindi per me Dante non è solo studio, ma è anche una passione di vita. Ecco, appunto, come fa Dante, voglio dire, uno che alla fine è morto 700 anni fa, faccio per un attimo il ragazzino che dice ok boomer, dei giorni nostri, come fa uno morto 700 anni fa a essere maestro di vita per noi che viviamo nell'era dei viaggi interspaziali, viviamo nell'era di internet e della telecomunicazione? Guarda, Dante, al di là della patina che noi possiamo vedere, no? Quello che ci appare, l'apparenza, è un uomo di una modernità incredibile, pur essendo figlio del Medioevo. Innanzitutto è un classico e come tale non tramonterà mai. Quello che lui dice è eternamente universalmente valido. Il messaggio della Divina Commedia è davvero universale, davvero ci coglie, specialmente nei momenti in cui siamo un po' spaesati, un po', non dico depressi, ma persi in quelle tane
tante continue selve oscure della vita. Allora la Divina Commedia diventa quell'appiglio, no? Quell'ancora di salvezza, perché io vedo nella letteratura la vita, l'ho sempre visto, e immagino che la letteratura sia l'educazione ai sentimenti. Lo voglio sperare e lo voglio praticare. Infatti le mie lezioni hanno questo taglio empatico sentimentale. Chi ti educa all'odio, alla vendetta, all'amore, alle cose brutte, chi ti educa alle cose belle, l'amore quello vero, la passione, i grandi ideali, i poeti come i grandi artisti che in quanto tali, in quanto grandi, mai potranno tramontare, e su tutti si erge Dante, la terza grande fiaccola dell'Occidente. Io dico sempre ai miei alunni, 3 sono le fiaccole, i grandi fuochi, i grandi lumi, e sono Omero per i greci, Virgilio per i latini e chiaramente Dante per gli italiani. Quindi Dante ha tanto da dirci, bisogna scoprirlo piano piano, centellinarselo. Ecco, è come un buon bicchiere di vino, va gustato fino in fondo, e il sommelier, in questo caso spero di essere io, che con le mie pillole dispenserò appunto dei momenti di saggezza, tutti presi dal grande maestro, ma anche vivificati con quelle che sono le nostre passioni, il nostro modus vivendi, riportando Dante tra noi. Questo è un lavoro che va fatto, è un grande opificio questo, un grande lavorio, lungo sicuramente, ma dilazionato nel tempo. Ripeto, non si può improvvisare su Dante, bisogna conoscerlo bene, bisogna studiarlo continuamente, perché non è un lavoro, ma ripeto, è un lavorio. Proprio in questa parola lavorio sta il senso della continuità con cui approcciarsi piano piano all'opera dantesca. Ha tanto da dire Dante. Ecco, diciamo che negli ultimi 40-45 anni Dante è diventato una specie di superstar. Io ricordo la famosa lettura d'Antis che fece Carmelo Bene dalla Torre degli Asinelli a Bologna nell'81 per l'anniversario della strage del 1980. Penso poi a Roberto Benigni che tra la fine degli anni 90 e la prima metà, diciamo così, i primi anni 2000, ha portato Dante nelle piazze, lo ha recitato in televisione, eccetera, eccetera, eccetera. Allora io mi dico, Dante superstar, perché a lui non è toccata invece l'umiliazione che è toccata al povero Manzoni? Difatti noi abbiamo il direttore Giulio Cainarca che sta leggendo tutti i Promessi Sposi, e sul sito della radio è possibile scaricarsi i podcast. Perché a Dante non è toccata l'umiliazione inflitta al povero Manzoni? Dice, ormai la gente, i ragazzi non lo capiscono più, non si appassionano, dobbiamo pensare ad altro. Allora, Dante è una superstar perché davvero la parola stella per lui ha un valore. Infatti tutte le 3 cantiche della Divina Commedia finiscono con stelle. Quindi l'amor che muove il cielo, il sole, il cielo, il sole, è tutto apparato, no? E le altre stelle, l'amore universale di Dio, oppure e quindi uscimmo a rivedere le stelle. Cioè la parola stella è ricorrente in Dante, è una parola chiave, quindi forse si è augurato anche lui quello che si auguravano gli antichi, no? Gli antichi greci, gli antichi romani, il catasterismo. Cos'è il catasterismo? È l'assunzione di una persona nel firmamento, no? Tra il sole e tutte le stelle, dove c'è il motore universale del cosmo, che Dio, dà movimento a tutti. E Dante è stato movimentato. Ora non sappiamo chi sia stato il Deus ex machina di Dante, io credo lui stesso. È stato nel tempo movimentato perché ci sono state grandi riscoperte di Dante. Ricordiamoci gli anniversari della nascita e della morte, che hanno sicuramente creato grandi aspettative e movimentazione, che hanno portato Dante a diventare quel superstar, quel Dante pop che spesso vediamo. Questo non significa che demitizziamo Dante in questo modo, ma lo rendiamo popolare come lui voleva essere. Dante era un cantore popolare, era un po' l'Omero del Medioevo, era quello il quale voleva, con la Divina Commedia, divulgata oralmente in una forma nuova e con una lingua nuova che era il volgare, non il latino, voleva arrivare al popolo, anche dicendo delle
cose scomode, ma è giusto così, gli intellettuali devono essere così. Dante può diventare il più simpatico, anche il più antipatico, perché tu hai citato il Carmelo Bene, quando salì sulla Torre degli Asinelli in quel dell'81 e riprese in mano appunto Dante per ricordare la terribile strage, e ricordiamole queste cose perché fanno parte della nostra vita, diciamolo anche ai ragazzi. Carmelo Bene non era uno che godeva di grandi simpatie, era anche uno un po' antipatico, magari Benigni invece è un'operazione più popolare, un'operazione più vicina alla gente, perché è più carico della simpatia umana con cui abbiamo iniziato la nostra chiacchierata. E Dante vive tra queste due velocità, il poeta altero, per altri troppo distante, per alcuni addirittura esoterico, nascosto e segreto, e il poeta invece che parla a tutti. Ecco, questo fatto di arrivare a tutti con la lingua volgare e con il fiorentino di quell'epoca, che non era una lingua aulica, una lingua di pochi magistri, di pochi dotti, ma era una lingua portata avanti con grande umiltà, magari con grande pazienza, perché arrivasse a tutti, ha fatto sì che il suo testo nel tempo si diffondesse, quindi la memoria di Dante non fu mai perduta, perché dobbiamo pensare anche, no, all'opera di ricopiatura che tutte queste opere nell'antichità dovevano subire, quindi l'opera di Dante va avanti, e dobbiamo ringraziare il primo di tutti Giovanni Boccaccio, perché Giovanni Boccaccio è stato veramente il primo grande scopritore di Dante, che vide in lui il maestro, doveva volere le pubbliche letture, quindi tra edizioni che si riscrivevano diciamo nell'arco di 10 anni, ogni 10 anni, perché chiaramente un libro deperiva, e tra le letture Dantis, tu hai citato Carmelo Bene e Roberto Benigni, ma io potrei aggiungere anche il grandissimo Giorgio Albertazzi e l'immenso Vittorio Gasman, oppure Vittorio Sermonti, ma nell'antichità, nel Medioevo fino ai giorni nostri, il testo di Dante in questo modo si è consolidato e si è sedimentato nelle coscienze. Poi gli anniversari della nascita e della morte hanno fatto tutto il resto. Poi ci sono i momenti di revival di Dante, ci sono momenti in cui Dante è stato un po' messo da parte perché magari c'è la cultura che non lo gradiva tanto, c'è il momento in cui c'è una certa cultura che lo gradisce di più. Adesso che abbiamo veramente una pluralità di vedute e una grande democrazia culturale, forse anche troppa, ecco, Dante risorge e diventa giustamente colui che risale fino alle stelle. Ma un'ultima cosa, Dante è stato oggetto anche di strumentalizzazioni, per esempio negli anni del fascismo si interpretava la figura del veltro, che non è quello che si usa per le scarpe, lo diciamo per chi non lo sapesse, ma questa sorta, qualcuno dice fosse un levriero, qualcuno dice fosse appunto questa metafora del levriero, il veltro come questo qualcuno che avrebbe dovuto raddrizzare l'Italia e darle un futuro, e quindi veniva indicato nella figura di Mussolini. Dante è stato usato anche per esempio come sponsor pubblicitario. Neri Marcorello ha interpretato negli spot della Team, ma addirittura la Olivetti, quando lanciò la prima macchina per scrivere nel 1911, l'M1, ecco, l'Olivetti c'è questo famoso manifesto con Dante che, severo, inquadrato frontalmente, alza il dito e indica questa macchina per scrivere, come a dire: se io fossi ancora al mondo nel 1911 userei questo prodotto italiano. Dante occhieggia persino dentro Amarcord nella scena della tabaccaia, perché viene ripreso questo manifesto del Fosforil, questo prodotto che serviva per aumentare la memoria e aiutare gli studenti a studiare, a ricordare meglio. Allora, oggi invece Dante, come vede gli italiani Dante? Che cosa si aspetta da noi? Allora, queste strumentalizzazioni fanno parte appunto dei gusti che nelle varie epoche si approcciano, si affermano, e quindi possono portare bene come possono portare male. Io immagino Dante cosa possa pensare di queste strumentalizzazioni, ma se possono giustamente rimarcare ancora di più il concetto della continuità e della diffusione anche dell'immagine con quel cipiglio severo, no? Ben vengano, perché ripeto, la pubblicità poi in fondo non è mai troppa, e poi devi arrivare a tutti, e per arrivare a tutti devi pagare pure un po' lo scotto, no? Sei d'accordo? Certo. Allora tu prima mi citavi proprio i 150 anni di Manzoni, e Don Lisander non gode giustamente di tutta questa popolarità, forse perché
non è un poeta, ecco, e la poesia arriva forse un po' di più, ecco, Dante è riuscito veramente con la poesia, proprio in questo tardo poetico, a colpire il cuore. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, l'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti, l'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli 99 euro annui. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, una scelta di valore. La tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Le strumentalizzazioni, sì, ripeto, possono essere utili perché rimarcano il concetto, e possono essere anche spietate, come magari accade quando noi sfruttiamo un'immagine per ricavarne un utile subitaneo. Forse così è anche un voler male al grande maestro, è una violenza inferta alla sua poesia. Ma io non sto qui a giudicare. Sicuramente il cipiglio severo di Dante si presta molto, molto di più quando Fellini fa quella bellissima scena della tabaccaio, quando quasi dai rostri di Santa Croce Benigni in quella maniera stupenda riesce a ricordare i suoi versi, non so come faccia, miracolo della memoria, miracolo dei grandi geni. Oppure mi viene in mente, ripeto, fino ad nauseam la grande lettura di Gassman, che è una lezione di vita prima ancora che una semplice lettura del testo. La domanda qual era? Mi sono perduta. No, appunto, come Dante vede gli italiani. Come li vede gli italiani? Li vede un po' come vedeva gli uomini del suo tempo, li vede come gente nuova, magari non attaccata a quei subiti guadagni, perché oggi forse non è facile far soldi come li facevano i banchieri fiorentini della sua epoca, i Bardi, i Peruzzi e tutti gli altri, ma li vede come sicuramente gente nuova rispetto ai tempi passati, gente che magari si dispietata, gente che si comporta malamente rispetto all'epoca del passato. Questo è un atteggiamento che non è solo di Dante, un po' di tutti quelli che nell'antichità anche guardavano il mondo in movimento, il progresso, il cambiamento come qualcosa di sinistro, non sempre bello, non sempre positivo. Però voglio sperare che ci sia un Dante alter, un secondo Dante, che oltre a quello ufficiale che parla del Veltro e adombra anche per alcuni di Can Grande della Scala, per altri di San Francesco d'Assisi, e questo ci fa capire la pluralità di letture di Dante. Ecco, voglio sperare che ci sia un Dante più vicino, più umano, più uomo, e a quello voglio puntare, ecco, a quello che compatisce, che ha umana comprensione verso gli uomini del nostro tempo, e magari dirà leggetemi di più, cercatemi di diffondermi di più, di divulgarvi di più, e io questo faccio un'opera di divulgazione. Credo che con la divulgazione Dante ci azzecchi, e della divulgazione sia molto felice, perché le letture filologiche, quelle critiche, io ormai sai che mi trovo il libro di Benedetto Croce, La poesia di Dante, questo è per gli esperti in materia, invece noi cerchiamo di fare qualcosa che possa arrivare alla gente. Penso che ci vedrà molto molto bene Dante e ci augurerà di continuare su questo solco. Allora, cosa ci sarà mercoledì? Sorpresa. Però Sorpresa. un verso di Dante per chiudere.
Un verso di Dante per chiudere mi viene in mente quello della libertà, il verso della libertà, la libertà così cara, come sa chi per lei vita rifiuta. Ecco, questo messaggio della libertà. La libertà, voi chiamate tra l'altro Radio Libertà, esatto. Quindi mai parola credo che sia più gradita, quando Dante viene appunto indicato come colui che è martire della libertà. Ecco, in un'epoca come la nostra, in cui ci siamo liberati di tanti complessi, di tanti tabù, abbiamo fatto tabula rasa, no? Di tante pastoie, di tanti limiti, ecco, però la parola più bella rimane sempre e comunque la libertà, quindi Dante come poeta della libertà, come sa chi per lei vita rifiuta. Libertà che si cara va cercando, come sa chi per lei vita rifiuta. Questo è un piccolo momento, poi ci sono terzine meravigliose, ma le scopriremo, come dice quel grandissimo, solo vivendo e solo ascoltando appunto le mie pillole. Allora, appuntamento a mercoledì con il Dante D del mercoledì a cura della professoressa Titti Preta, che come vedete è una dantista di estremo livello. Grazie. Grazie per questo complimento indegno, perché io ho tanto da imparare da Dante, mi ritengo una divulgatrice e una grande lettrice di Dante e cercherò di mischiare l'una e l'altra cosa per rendere anche vivaci e appetibili queste pillole dantesche. Ci vediamo, o meglio ci sentiamo il mercoledì, che è appunto la giornata dedicata al nostro sommo poeta. Grazie a te. E ringraziamo la professoressa Titti Preta per la sua cortesia e la sua disponibilità. Vedrete che Dante ci farà bene, ne abbiamo un gran bisogno, specialmente in quest'estate, che ricorda molto per le temperature la sua prima cantica, ovvero l'Inferno. Io ho il piacere di segnalarvi che mentre andava questa intervista, per chi ci segue sul canale 252 del Digitale Terrestre, oppure su Facebook, oppure ancora sulla nostra pagina radiolibertà.net, oppure ancora su Twitch e la nostra app, sono comparse delle immagini. Caro Federico Borsari, ci dici chi è l'autore, da dove arrivano? Sì, allora, sono state disegnate queste e tante altre da mio nonno, Silvio Gregori, a 4 mani con suo fratello Nino, per Famiglia Cristiana Intesa San Paolo, e questa versione della Divina Commedia penso che sia tra le più in voga, che hanno fatto più Sì, è una delle più belle, tra l'altro. Grazie. Da un lato c'è Doré con le sue illustrazioni, le sue incisioni, ma vi posso garantire che il tripudio di colori, il taglio nitido, il disegno nitido dei fratelli Gregori, vi assicuro che è qualcosa che resta, e tra l'altro attualizza non poco, perché io ho questa edizione, quando avevo 12 anni ho messo assieme i fascicoli, ancora aspetta di essere rilegata, lo confesso, mi vergogno, ma devo ancora farla rilegare giù a Vibo Valencia, prima o poi la porto qua, la faccio rilegare. E ho l'Inferno, appunto, di Famiglia Cristiana, illustrato da tuo nonno e da tuo prozio. E devo dire la verità, ho anche un'edizione della Bur del 1975, la Divina Commedia, col commento a fianco, ma detto tra noi si vede proprio la differenza, cioè Doré è il classico e su questo siamo tutti d'accordo. Però Gregori è quello che fa fare un salto di qualità nel Novecento a questa illustrazione, che accompagna anche molto bene questa edizione che tra l'altro, questa che uscì con Famiglia Cristiana, aveva un enorme pregio, riportava il testo in prosa. Per cui, riportando il testo in prosa accanto a quello in poesia della cantica, diventa molto più facile leggerla fin dal principio e diventa anche molto più facile comprendere quello che Dante dice, perché sì, il testo commentato, tu vedi mezza pagina con 4 righe di cantica e poi sotto ci sono 20 righe grosse, scritte proprio piccole, che ci vuole anche un buon paio d'occhiali per leggerle. L'idea di tradurre in prosa il testo di Dante fu veramente una genialata
che condito con queste illustrazioni vi garantisco che dava un tocco di modernità molto piacevole all'opera di Dante. Quindi se potete, insomma, recuperatela anche su eBay, penso che si trovino le edizioni rilegate, penso che si trovino anche in tutti questi libracci, come si chiama? Il libraccio dove potete trovare i libri usati. La prima edizione credo sia del 92. Era il 92, infatti. Io scendevo con la mia mountain bike della Bianchi, che non ho amato e che ho letteralmente consumato, perché io in realtà sono più da bicicletta classica e quindi non amavo molto questa mountain bike. E scendevo giù alla Tamoil, dove c'era anche l'edicola, vicino al Barlindo a Vibo Valencia, e compravo Famiglia Cristiana settimanalmente. Ordinai anche la copertina che è arrivata con le sue belle incisioni dorate, con la sovraccoperta, però poi a un certo punto, dopo aver preso l'Inferno, non sono andato più avanti e mi è rimasto il fascicolo ancora da rilegare. Prometto che lo farò. Appena capito giù in Calabria, prometto che lo faccio rilegare, perché è giusto che, insomma, questo fascicolo giunga a compimento. Tra l'altro, Famiglia Cristiana ci mandò pure un foglio con un'altra bellissima illustrazione che era errata corrige di un fascicolo, perché in un fascicolo una cantica aveva 2 pagine che non erano sincronizzate tra di loro, e quindi c'ho questo foglio aggiuntivo infilato all'interno dei fascicoli che deve essere messo a posto. Va bene, si sono fatte le 17:40, che dire di più? Noi abbiamo finito per questa sera. E adesso chiudiamo con Qui Parlamento. Cosa abbiamo, Federico? Alberto Gusmeroli è relatore della delega fiscale che approda oggi, che è approdata alla Camera proprio oggi. Eccellente, allora noi ci diamo appuntamento domani, prima dalle 13 alle 15, perché ci sarò io in sostituzione di Sammy Varin domattina, appunto 11 di luglio, e poi, se avete piacere, dalle 16 alle 18, sempre qui sulle magiche onde di Radio Libertà. Fermi tutti, è arrivata una zappa. Anna Rita dalle Marche, siamo tutti un po' fermi all'inferno della Divina Commedia. Sì, Anna Rita, purtroppo sì. È proprio così. E stiamo anche subendo la penitenza in alcuni casi. Però ha ragione la professoressa Preta, c'è questa parola finale che conclude sempre le cantiche, stelle. Ecco, facciamo che possiamo riuscire tutti, anzi possiamo uscire tutti assieme a rivedere le stelle. Grazie per essere stati con noi, grazie a te Matteo, come sempre. È un piacere e anche parlare con i radioascoltatori. Domani avremo la resurrezione del nostro Dante dell'Aquila, Moderno, lì, esatto. sì, Pier Vittorio Scimia, che tornerà tra noi, così ci faremo raccontare le sue notti del peccato. Ma al di là di questo, che dire di più? Grazie per essere stati con noi. Ora Alberto Gusmeroli con Qui Parlamento, e a chiudere direttamente all'estate del 73 Patti Pravo con Pazza Idea. Ma dove volete andare? Ma restate con noi. Grazie per essere stati con noi, e ricordate che malgrado tutto, the best is yet to come. Il meglio deve ancora venire. Vi hanno parlato Matteo De Sio, Federico Borsari e Antonino Danna. Buonasera. Qui Parlamento.
Qui Parlamento. Avete ascoltato Capitaneria di Porto.